Signore e signori, buonasera. Ci troviamo a Marina di Bibbona per il Bettini Day, una festa, un'occasione per ritrovarsi assieme all'ex campione Paolo Bettini, una festa a cui partecipano soprattutto tanti ragazzi e tante società provenienti un po' da tutta Italia. Però prima di passare alle immagini e alle interviste vogliamo approfittare dell'occasione per ricordare Sauro Bettini, fratello di Paolo, che è scomparso alcuni anni fa tragicamente e che nell'occasione, ripeto, vogliamo ricordarlo prima di passare alle immagini della manifestazione. Fiorella Marini, sindaco di Bibbona, una manifestazione questa del Bettini Day ormai che richiama ragazzini e sportivi da tutta Italia. Sì, oramai è una manifestazione consolidata per il nostro territorio. Bettini è sempre un nome di richiamo per noi e quindi si presta sempre a essere presente a questa manifestazione. È una manifestazione di inizio della stagione turistica, per cui è una manifestazione a cui teniamo in maniera particolare, anche perché il ciclismo nelle nostre zone è uno sport molto seguito e molto frequentato fin da bambini, e quindi ci fa piacere continuare in questa manifestazione. Soprattutto perché mi sembra che sia preferito, come dire, il turismo alla competitività, sono tutti bambini, è più una festa che una gara sicuramente. Sì, questa è più una festa che una gara, un modo per stare insieme, per far sì che anche il club Bettini, che quest'anno sta lavorando molto bene con i giovani, con i bambini, che continui in questa sua attività, e quindi la presenza di Paolo è sempre comunque importante e fondamentale. Tra i presenti Franco Vita, che diciamo questa volta è in bicicletta, noi lo conosciamo come autista dell'auto della nazionale, però questa volta lo vediamo in bicicletta, quindi un modo per essere presente qui dalla manifestazione di Paolo. Sì, sono sempre venuto a questa manifestazione e mi sembrava giusto esserci anche quest'anno, perché onorare Paolo è il meno che si può fare per quello che ci ha dato lui a noi, per quello. Noi la ringraziamo anche per tutto quello che lei ha fatto e ha dato, perché diciamo, la sua presenza nell'auto della nazionale e accanto a Martini è stata, credo, in tanti anni importante e ha dato tranquillità a tutto l'ambiente. Ma io devo ringraziare prima di tutto Martini, poi il povero Franco e ora Paolo, che mi hanno dato l'opportunità di vivere a fianco a loro. Da 43 anni che vado con Alfredo e sono state esperienze bellissime. Per me è stato stare specialmente vicino a Alfredo è stato un maestro di vita, soprattutto di sport, ma soprattutto di vita. E lo lasciamo insieme a tutti i ragazzini e al presidente di questa manifestazione. Grazie a voi. Grazie. Stefano Casagranda del Velo Club Borgo, che ha corso insieme a Paolo Bettini, è venuto qui per questo Bettini Day, anche un'occasione di fare festa con i ragazzi. Sì, ne abbiamo approfittato di questo weekend lungo per venire qui anche a far festa a Paolo. Mi ero trovato al Giro del Trentino con lui per parlare un po' del passato e un po' del futuro. È nata questa idea e la stiamo vivendo con molto piacere. Adesso lo aspettiamo a settembre alla nostra Coppa d'Oro, Coppetta. A proposito di settembre, quest'anno sappiamo una novità, la gara per giovanissimi che si svolgeva una settimana prima, quest'anno sarà accorpata per problemi logistici assieme alle altre, quindi un impegno veramente eccezionale per il Velo Club Borgo. Sì, quest'anno infatti, vista la concomitanza con il meeting nazionale di Isola della Scala, abbiamo posticipato di una settimana la nostra gara dei giovanissimi, quindi partirà la sfilata la mattina dei piccoli e poi dietro tutti gli allievi. I piccoli andranno a correre da una parte, gli allievi il classico percorso Coppa d'Oro. È una prova per noi perché vorremmo organizzare la settimana tricolore l'anno prossimo, quindi ci alleniamo. E aspettiamo Paolo allora a Borgo Valsugana. Sì, quest'anno sarà l'ospite d'onore della Coppa d'Oro, come voi sapete è un premio che va dato ai direttori sportivi e penso in questo momento non c'è uno meglio di lui che può rappresentare i direttori sportivi. Paolo, abbiamo visto un modo di ricordare te e la tua carriera, un modo veramente simpatico con tanti bambini e tanti sportivi.
Ma indubbiamente è già qualche anno che proponiamo questa 2 giorni, ieri con la gara dei bambini, dei giovanissimi, e oggi soprattutto in allegria, mamme, babbi, nonni, bambini, abbiamo fatto questa pedalata con serenità, così per ritrovarsi senza troppo stress. Ma soprattutto mi sembra che questo modo sia un po' quello che ha caratterizzato tutta la tua carriera, no? Modo di prendere lo sport così com'è, veramente soprattutto come un divertimento e anche un modo di stare vicino agli altri. Ma indubbiamente, io l'ho detto tante volte, quello che da bambino era il mio gioco preferito, da grande si è trasformato in lavoro, ma non mi sono mai dimenticato da dove ho iniziato. I bambini che ieri hanno corso e oggi sono qua, li capisco, sono stato bambino come loro, ho mosso le prime pedalate alla loro età e quando posso ritorno bambino anch'io e ci divertiamo insieme, dai. Ascolta, non mi posso esimermi da parlare qualcosa della nazionale, sei il commissario tecnico, il tuo lavoro è già iniziato per il mondiale, viste le classiche di primavera non sei messo molto bene, come cosa ne pensi? Ma no, stiamo lavorando, abbiamo già fatto un primo raduno proprio qui a Marina di Bibbona, qui all'Hotel Marinetta a fine febbraio. Sto organizzando il secondo raduno, verrà fatto l'ultima settimana di giugno con un gruppo molto più ampio di una quindicina di ragazzi. Ci mancano le grandi vittorie, quello è vero, ma io credo che a potenziale di squadra siamo ancora competitivi. Il mondiale è una gara strana, se andiamo a vedere i nostri avversari, li togliamo dalle squadre del club e li pensiamo nelle loro nazionali, non hanno poi delle squadre troppo forti. Cercheremo di compensare. Soprattutto mi sembra che ci siano dei giovani che stanno venendo fuori e che in prospettiva possono veramente essere importanti per il futuro. Ma ne abbiamo tanti, stanno crescendo, qualcuno sta già vincendo, altri no, ma non sempre l'ordine d'arrivo dice la verità su quella che è la gara. Io mi sono fatto l'esperienza Giro d'Italia, seguire 20 giorni il Giro e seguire da vicino la gara mi ha permesso anche di valutare dei ragazzi giovani che si mettono già al servizio della squadra, che si sacrificano, quelli che vincono e arrivano davanti li troviamo negli ordini d'arrivo, gli altri li vediamo in gara, pertanto credo che c'è da lavorare, però credo che si può stare tranquilli. Un'ultima cosa, tornando alla tua carriera, tante vittorie, tantissimi successi, credo però l'Olimpiadi abbia avuto un fascino particolare per te. Ma la medaglia olimpica, sai, fa uscire un po' dall'abitudine del proprio sport, non è che ti riconoscono per quello che hai fatto. A me mi capita molto spesso, anche oggi, che mi ferma la gente per strada, si ricorda della medaglia e non sa in quale sport è stata presa, e questo credo che sia il concetto bello delle Olimpiadi e di quello che può dare una medaglia olimpica. E mi sembra che proprio la giornata di oggi abbia questo significato, no? È una giornata per i ragazzi, per lo sport, e credo che tu abbia dimostrato che il tuo legame anche con qui dove sei nato credo sia confermato anche oggi. Ma assolutamente sì, ripeto, è un modo per... Io qui a Marina di Bibbona ho fatto la mia prima gara della carriera a 7 anni, quando posso sono qua, quando posso mi dedico ai ragazzi, ai bambini, cerco di stare vicino. Abbiamo pedalato, si è fatto fatica, ora è giusto mangiare, e questo è un altro aspetto bello, senza troppo stress, che magari quando gareggiavo dovevo tenere con un po' più d'occhio. Adesso buon divertimento a tutti. Aldo Carloni, presidente del club Paolo Bettini, anche quest'anno abbiamo visto addirittura sono venuti da Borgo Valsugana per questa festa, diciamo, che fate ogni anno in onore di Paolo. Sì, sono venuti gli daremo poi un cambio, perché a settembre loro fanno, in occasione della tappa del Giro della Padania, credo, in arrivo di una tappa andremo su anche noi 2 o 3 giorni, ci saranno anche altre gare di esordienti e poi gare dei miniciclisti, sicché portiamo la nostra squadra e andiamo su, partecipiamo anche noi
facciamo il cambio. Allora, tornando alla giornata di oggi, ancora una festa per ricordare quello che Paolo ha fatto, ma soprattutto un modo di unire ragazzini e più che altro sportivi. Certo, tutti, è una festa per tutti, organizzata, anzi io ora ho intenzione di proporla anche al comune, a parte che c'è già patrocinio del comune, però vorrei avere piacere che questa festa facesse parte del programma estivo del comune di Bibbona, così si tramanderà poi negli anni. Parteciperà sempre il gruppo, il club, però se la può prendere in mano il comune è una bella cosa, perché allora poi diventerà una cosa di tutti gli anni anche in seguito. Dopo. Dicevo, un impegno che coinvolge anche delle aziende, abbiamo visto vi hanno dato una mano, vuole ringraziare qualcuno in modo particolare? Tutti, in particolare Marinetta, perché insomma questi operatori lì Ciarcia, lì quel ristorante lì, poi il comune che ha preparato penne e lasagne, e mangiamo tutte insieme e facciamo una bella festa. Appuntamento quindi all'anno prossimo ancora per una giornata di festa come oggi. Speriamo di essere sempre numerosi come quest'anno e come gli anni passati. Giuliano e Giuliana Bettini, genitori di Paolo. Allora, ma Paolo è diventato ciclista più per volontà sua o della mamma? Per il suo fratello, per il suo fratello, perché correva il suo fratello, smesso lui, ha voluto iniziare Paolo. Lei è stata contenta quando ha cominciato a correre? Sì, mi piaceva, ero contentissima. Ma all'inizio chi lo incitava? Qual era, quando si è resa conto che veramente da Paolo si poteva aspettare qualcosa? Ma mai. Questa no, è una domanda difficile. Praticamente è sempre stato un gioco fra noi e i nostri ragazzi che si portavano alle gare. Proprio è stato un divertimento, la domenica si partiva, caricava la macchina e tutti insieme si faceva picnic e si approfittava di conoscere posti nuovi, paesi nuovi e abbiamo girato tutta la Toscana. Ma ci siamo divertiti, ma mai si pensava di arrivare a questi livelli. Praticamente no, nessuno. E quando ha firmato il primo contratto da professionista mi è venuto da piangere, sinceramente ho pianto quasi tutta la sera perché pensavo che non fosse nemmeno vero, che lo chiamavano per firmare il contratto da professionista. E da lì in poi è stato, si pensava che fosse un bravo gregario, un corridore discreto, ma arrivasse a questi livelli qui mai creduto davvero. Ma quando tornava a casa dalle gare di professionisti che aveva ottenuto i risultati che aveva ottenuto, veniva dalla mamma a confidarsi? Era contentissima, eravamo tutti contenti. Noi eravamo sempre lì, sempre dietro, all'infuori fino a da dilettanti siamo stati sempre dietro. Dopo lo seguiva la televisione? Poi alla televisione sul divano e ci si faceva certe sudate. Proprio dalla passione. Soffriva più lei che di Paolo in bicicletta? Ma penso di sì. Però devo dire questo. Lui era noioso, Come era noioso? Spieghi un po' perché? Lui stava sul divano e si alzava, si rimetteva a sedere, andava a bere, andava in bagno, andava fuori, poi ritornava. Io lì immobile così. Aveva un po' di rituali, magari sapeva che se andava via dopo Paolo andava più forte o no? Ma non lo so, era l'emozione. Io sono sempre stata un carattere un po' più duro. Un po' più duro. Io sono stata dura. Mi emozionavo con facilità e insomma fra sudore e pianto arrivavo al punto, prendevo l'asciugamano e mi asciugavo così. Comunque che Paolo arrivasse a questi livelli non ci avrebbe creduto mai nessuno, né noi genitori e né chi lo seguiva, ma nemmeno quelli della televisione, giudici di grado, non ne avrebbero mai dato nemmeno un sordo. Ma ci è arrivato perché aveva una gran volontà allora Paolo? Lo faceva proprio con passione, con grinta, con rabbia.
Praticamente noi non si è mai preteso nulla da lui nelle categorie giovanili, ecco, dove sbagliano adesso i genitori, che dalle categorie giovanissime gli sembra già di avere un campione in casa, mentre invece è tutto all'incontrario. Noi si andava alle gare per fare una scampagnata tutti insieme, ci si divertiva, ma non si faceva la pressione della vittoria. Sì, se veniva, vinceva, tutti contenti, ma diciamo non ci faceva la pressione che fanno oggi i genitori. Allora, ci vuole dire qualche segreto, qualcosa? Aspetta, qualche segreto non sono segreti. Quando andavo in paese a fare la spesa, che trovavo persone, la mamma del campione, io mi vergognavo, non volevo che me lo dicessero, perché per me era un figliolo, non era un campione. E tuttora che ha vinto il campionato, 2 campioni del mondo e une Olimpiadi, non mi riesce a dire che c'è un figliolo campione. Per me è il mio figliolo e basta. E devo dire che la giornata di oggi ha un po' questo spirito, no? Mi sembra che sia più una festa, non proprio dedicata ai ragazzi e agli sportivi. Sì. Ma certo, questa è una giornata che Paolo, da quando è passato professionista, vuole dedicare a bambini, a grandi, e divertirsi tutti insieme per far capire alle persone che siamo persone normali e siamo qui a disposizione di tutti. Paolo e noi ci diamo da fare per farli mangiare, per farli divertire. Diciamo con 5 euro pacco gara, da fare invidia magari a una gara di amatori, da mangiare prodotti locali, penso una giornata felice per tutti. E io vi lascio al vostro lavoro, grazie di tutto. Questa storia che diventa tempo, in questo tempo che diventa amore. Ho conosciuto ragazze ridenti, fuggenti nel giro di poche ore. E con 2 ali di cera mi sono permesso di andare a toccare il sole. Qualche